Ben ritrovati, eccoci pronti per il nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Un anno fa la tragedia del Raganello in cui morirono 10 persone, Civita non dimentica, commemorazioni e fiaccolate nel centro del Pollino. Nell'inchiesta della procura di Castrovillari 14 le persone indagate. Tragedia sfiorata a Mileto, nel Vibonese, la moglie lo lascia e lui la minaccia armato di ascia. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari hanno neutralizzato l'uomo con lo spray al peperoncino. L'ex sindaco di Riace non può abbracciare il padre che è in fin di vita. Appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presentato questa mattina a Cosenza l'8ª edizione del Festival delle Migrazioni ad Acquaformosa, incontri, dibattiti e musica per riflettere sul tema dell'accoglienza. Dedicata alla salvaguardia ambientale e alla sensibilizzazione per il futuro del pianeta, la festa della terra nell'ambito delle manifestazioni estive a Roseto Capospulico. Ancora ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura il ricordo di Civita e della Calabria per commemorare quello che è stata una tragedia. Esattamente un anno fa il torrente ha travolto 10 persone, parliamo del Raganello, previste commemorazioni e fiaccolate. Intanto prosegue l'inchiesta, la procura di Castrovillari ha iscritto nel registro degli indagati 14 persone, vediamo. È passato un anno esatto da quel terribile 20 agosto del 2018. Il tempo era sereno su Civita quel giorno, ma in alta montagna si addensavano nubi minacciose e lassù arrivò la pioggia. Nelle gole del Raganello era sceso da poco un gruppo nutrito di persone. Alla guida c'era un giovane esperto di quei luoghi, ma la fatalità volle che proprio quando il gruppo si trovava in uno dei punti più stretti del profondo canale, una vera onda anomala, originata dalle piogge in alta quota, si riversò come una incontenibile cascata sui malcapitati turisti. I sopravvissuti raccontarono di un forte vento che anticipò l'arrivo della potente onda distruttiva. La violenza dell'acqua fu tale che una decina di persone furono letteralmente scagliate contro le pareti rocciose. Alcune delle vittime furono trasportate a valle, lontanissimo dal punto del terribile impatto. Perirono in 10, la guida e 9 turisti, arrivati da tutta Italia per visitare quel meraviglioso e lungo anfratto che si snoda tra le alte pareti rocciose nel cuore del Pollino. Meraviglioso e spietato. È stato un imprevedibile evento frutto delle rigide regole della natura. Si poteva evitare? C'è stata imprudenza? Ci sono delle colpe? Di questo si sta occupando la procura di Castrovillari, che ha iscritto 14 persone nel registro degli indagati e ha fatto anche realizzare una ricostruzione in realtà virtuale del punto delle gole in cui si è consumata la tragedia. Indagati i sindaci di Civita, San Lorenzo Bellizzi e Cerchiara e i dirigenti di alcune agenzie e associazioni che organizzano le escursioni, oltre a diverse guide che non avevano i titoli per accompagnare i turisti nelle gole. Tra le accuse, ipotesi di omicidio colposo, omissione di atti d'ufficio ed esercizio abusivo della professione. Adesso le gole sono tristemente chiuse e saranno riaperte solo quando saranno adottati mezzi di allerta e di controllo di quello che è il flusso dei visitatori. Civita ha perso la sua risorsa migliore in termini di attrattiva turistica. Oggi però è il giorno del ricordo e il pensiero deve andare solo a chi non c'è più. Nel Vibonese per una tragedia sfiorata, siamo a Mileto, la moglie lo ha lasciato e lui, un operaio, ha deciso di minacciarla con un'ascia. Solo l'intervento dei carabinieri ha evitato il peggio. I militari, pensate, lo hanno neutralizzato, lo hanno bloccato con lo spray urticante. Vediamo.
Il provvidenziale intervento dei carabinieri della stazione di Mileto ha messo fine ad un pomeriggio di ordinaria follia. I militari della locale stazione infatti sono tempestivamente intervenuti a seguito di una richiesta al 112 da parte di una donna che in evidente stato di agitazione chiedeva aiuto perché minacciata dal marito. Nel frattempo la donna si era barricata in casa in attesa dell'arrivo della pattuglia dell'Arma, rassicurata anche dalla presenza sul posto di un ispettore della polizia locale. Ed infatti, appena arrivati, i militari hanno trovato una situazione apparentemente tranquilla, ma era solo apparenza. In realtà, la ferocia dell'uomo lo aveva spinto ad allontanarsi, ma solo perché alla ricerca di un'arma che verosimilmente potesse tornare utile sia a sfondare una finestra da cui procurarsi l'accesso in casa, che ad uccidere la moglie, ormai in preda all'ira. Infatti, quello che è accaduto poco dopo è stato degno di una scena da film. Tornato in auto con in mano un'ascia, come un qualunque Jack Nicholson in Shining, noncurante della presenza dei carabinieri, ha brandito l'ascia scagliandosi prima contro la finestra e poi verso i militari che intanto si erano attivati per fermarlo. Sono stati momenti concitati, i carabinieri sono riusciti a schivare i colpi d'ascia e facendo ricorso allo spray e al peperoncino sono riusciti a disorientare l'uomo e placarlo. E così è scattato l'arresto, per cui ora dovrà rispondere di oltraggio e resistenza pubblica ufficiale. Il 49enne di Paravati è stato trasferito presso la casa circondariale di Vibo Valentia su disposizione dell'autorità giudiziaria. Parliamo di un'altra vicenda. Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace e lieto di dimora nel Reggino, non può abbracciare il padre che è in fin di vita. Si moltiplicano gli appelli al Presidente della Repubblica Mattarella. Vediamo. È gravemente ammalato il padre di Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, adesso al centro di una controversa vicenda giudiziaria scaturita dall'utilizzo dei fondi per i migranti. Mimmo Lucano, che è sotto processo all'Ocri, ha il divieto di dimora nel suo comune e pertanto non può fare visita a suo padre Roberto, che ha 93 anni ed è purtroppo affetto da una grave forma di leucemia. L'anziano ex insegnante è stato anche colpito da un infarto. La denuncia è arrivata dal Comitato 11 giugno che sostiene Mimmo Lucano e che ha promosso una petizione online firmata già da migliaia di persone e un appello rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché sia data la possibilità all'ex sindaco di poter far visita al padre ed assisterlo. Il divieto di dimora viene considerato un esilio politico non giustificato da alcuna ragione giuridica. Sulla questione hanno già preso posizione diversi esponenti del mondo politico e della cultura che sottolineano come sia inumana la situazione in cui si trova costretto adesso Mimmo Lucano e che auspicano che la magistratura o anche il Presidente della Repubblica si attivino perché un figlio possa fare visita ad un padre malato. Altro in questa vicenda davvero non vediamo. Ed è un'estate rovente, un'estate difficile per la sanità in Calabria. La UIL, funzione pubblica a sostegno della protesta del sindaco e dei cittadini di Cetraro per la riapertura del punto nascita. Cresce intanto l'attesa nella città del Tirreno per l'incontro previsto e fissato per la prossima settimana, esattamente il 28 agosto, dal commissario Cotticelli a Catanzaro. Vediamo. Il gazebo della protesta all'ospedale di Cetraro come sentinella del diritto alla salute non lascia indifferenti nonostante l'estate e le vacanze. Il sit-in permanente trova alleati. Oggi è la UIL, funzione pubblica di Cosenza, a schierarsi ed affermare che l'unione che si è creata a difesa del punto nascita dello SPOC del Tirreno è un esempio di come i soprusi e le prevaricazioni uniscano e le forze in campo, ed ora i sindacati, le forze politiche sane e la popolazione di questo territorio combattano insieme per una battaglia. Nei giorni scorsi la partecipata seduta del Consiglio Comunale aperto per chiedere la riapertura del reparto di ostetricia e ginecologia, dove mancano il primario e le ostetriche e le cui attività sono al momento sospese. La scorsa settimana l'azienda sanitaria provinciale di Cosenza, dopo la protesta del consigliere regionale Giuseppe Aieta, ha nominato
nominato il dirigente medico, ma tra la firma del documento e l'insediamento del professionista c'è di mezzo la burocrazia lumaca, quasi ferma in estate. La UIL infine punta l'indice sul decreto Calabria, produrrà, sottolinea, solo effetti negativi, come in parte sta già avvenendo. I direttori delle aziende sanitarie ospedaliere non vengono nominati, i dirigenti anziani si dimettono. Noi, conclude il sindacato, restiamo in campo insieme ai cittadini, i lavoratori della sanità della provincia di Cosenza. Sosterremo la battaglia iniziando dalla riapertura del punto nascita del Tirreno cosentino. Intanto le gestanti vivono la gravidanza con preoccupazione sul territorio, in attesa che l'incontro fissato per mercoledì prossimo 28 agosto, l'incontro voluto dal commissario ad acta Saverio Cotticelli a Catanzaro presso i locali della cittadella, sblocchi la situazione. Altro caso, altra emergenza, parliamo di rifiuti, smaltimento irregolare di rifiuti. Siamo a Reggio Calabria, la denuncia su Facebook del sindaco Falco Matà e la sorpresa in quanto protagonista dell'episodio che è stato denunciato dall'amministratore pubblico alla Procura della Repubblica è un'azienda pubblica. Vediamo. Hanno denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, poi il sindaco della città dello Stretto Giuseppe Falco Matà e il suo vice Armando Neri. In un video postato su Facebook hanno mostrato un mezzo dell'ANAS mentre scaricava rifiuti, materiale inerte nel sito di Mortara, alla periferia sud della città. L'ANAS, ricorda il primo cittadino, è impegnata nei lavori di restyling dell'autostrada. Il sindaco ha fatto sapere che chiederà il risarcimento danni. Chiederemo il risarcimento dell'immagine della città, perché queste immagini mortificano la nostra città, mortificano la nostra comunità, soprattutto perché noi ad ANAS abbiamo chiesto un impegno. Abbiamo chiesto l'impegno a mantenere pulite le rotatorie di loro competenza, abbiamo chiesto l'impegno a mantenere puliti gli accessi autostradali, gli sbocchi autostradali, da chi butta anche lì la spazzatura, abbiamo chiesto l'impegno a creare meno disagi possibili durante i lavori che si sono svolti e si stanno svolgendo nella zona di Gallico-Catona, e questa è stata la risposta. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. È morta all'ospedale pugliese di Catanzaro la giovane donna caduta dal balcone a Parghelia nel Vibonese. I familiari hanno deciso di donare gli organi. Il tragico incidente il 16 agosto scorso, la trentenne si trovava in vacanza con il marito e i 2 figli. È stato sorpreso con circa 20 quintali di legna. Un 54enne è stato denunciato in stato di libertà a Paola dai carabinieri forestali con l'accusa di furto e deturpamento di bellezze naturali. L'uomo, secondo quanto hanno appurato i militari, si è introdotto in un fondo di proprietà del comune di Paola e senza autorizzazione ha tagliato un albero di faggio. Il bosco dove è avvenuto il furto è un sito di importanza comunitaria. L'attrezzatura utilizzata è stata posta sotto sequestro. Date alle fiamme da ignoti le luminarie per la festa di San Rocco ad Acquaro, minacciate dalle fiamme alcune abitazioni. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avviato indagini. È accusato di aver aggredito e rapinato una connazionale minacciandola anche con un coltello. Un 34enne di origini marocchine è stato arrestato dalla polizia di Lamezia Terme con l'accusa di rapina, lesioni personali e violenza privata. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe aggredito la donna che stava rientrando a casa dopo aver prelevato 150 euro al bancomat. Rintracciato dagli agenti, il 34enne è stato trovato in possesso di parte della somma rapinata. Paura a San Marco Argentano per un incendio divampato all'interno di un capannone in cui erano custoditi i mezzi agricoli. Sul posto i vigili del fuoco di Cosenza che hanno spento il rogo, nessun ferito. Ed è stato bloccato da alcuni residenti preoccupati per quanto stava accadendo. Un uomo ritenuto il presunto autore di un incendio
che è scoppiato questa mattina a Catanzaro in via Mottola d'Amato nella zona nord della città, a poca distanza dalle abitazioni. Il rogo, che ha interessato un'area in parte coltivata ad uliveto ed in parte ricoperta da macchia mediterranea, ha sviluppato delle alte colonne di fumo visibili anche a distanza. E cambiamo pagina, c'è lo spettacolo, l'ampio calendario di appuntamenti in tutta la regione. Cominciamo da Roseto Capospulico, una grande serata di festa dedicata alla salvaguardia e alla sensibilizzazione per il futuro della terra. Si è svolta proprio nella cittadina ionica. Roseto Capospulico, vediamo. A Roseto Capospulico l'estate è coinvolgimento, condivisione, rispetto del territorio e della naturale vocazione dei luoghi. Dopo il grande spettacolo dei Bunda Bash, che sul lungomare degli Achei ha coinvolto oltre 30.000 persone, l'attenzione si è spostata nel borgo autentico di Roseto con un altro grande evento, Alert, ovvero la festa della terra. Un progetto che ha come finalità la sensibilizzazione ambientale attraverso uno strumento che è l'arte. Il progetto parte proprio dai 4 elementi fondamentali che sono acqua, terra, fuoco e aria. Ogni piazza ha un colore differente, in ogni piazza abbiamo allestito dei bar, ci saranno dei DJ set, verranno venduti dei cocktail a tema, nonché si è deciso di utilizzare il plastic free e quindi utilizzare soltanto materiali biodegradabili. Arte, cibo e terra sono stati raccontati attraverso straordinari spettacoli che, oltre a celebrare la memoria e il valore del centro storico, sono stati un inno alla vita e alla terra. Nel momento dell'anno in cui Roseto è affollata da tanti turisti, è stato anche un modo molto efficace per sensibilizzare il pubblico al rispetto dell'ambiente e alla salvaguardia del nostro pianeta. Roseto ormai da diversi anni è molto attenta all'ambiente tutto, infatti la tematica di stasera è la terra in generale, perché noi ci rendiamo conto che stiamo distruggendo la terra ed è necessario sensibilizzare a 360 gradi. La nostra comunità è sempre impegnata, per 365 giorni all'anno segue un percorso che alla fine lo porta al raggiungimento dell'Ecolab, che è appunto la bandiera blu. Ed è stata presentata questa mattina a Cosenza un'altra iniziativa, si tratta del Festival delle Migrazioni giunto all'8ª edizione, si terrà ad Acquaformosa, siamo nel Cosentino, incontri, dibattiti e musica per riflettere sul tema dell'accoglienza, vediamo. 10 anni di accoglienza, Acquaformosa, presidio di resistenza, l'esperienza degli SPRAR e il Festival delle Migrazioni presentato questa mattina nel Salone degli Stemmi a Cosenza alla presenza del presidente della provincia Franco Iacucci, un ricco cartellone dal 21 al 25 agosto, incontri, dibattiti e musica con un messaggio preciso. Le contaminazioni ci hanno portato 8 anni fa a lanciare l'idea di un festival dove si dibatte in piena estate su queste tematiche, e anche quest'anno ci saranno una ricchezza nel programma di avvenimenti. Partiamo il giorno 21 con 2 momenti cinematografici, Frontiere, che ha vinto il David di Donatello per i corti, e Arberia, proprio per far vedere come la nostra cultura di minoranza, di persone ospitate 500 anni fa, in questo momento produce un'accoglienza, quindi è come se fosse nel nostro DNA. Poi proseguiremo il giorno 22 con giochi per i bambini, animazione, seminari rivolti agli operatori degli SPRAR dell'accoglienza, e poi ci sarà Musandao con le musiche africane. Il terzo giorno avremo il premio Acquaformosa che accoglie, anche lì il primo pomeriggio gioco per bambini, animazione per le vie del paese, e un seminario a cura dello SPRAR e degli operatori nazionali dello SPRAR del Servizio Centrale, i quali ci spiegheranno come sta modificando il sistema dopo il decreto sicurezza.
E poi avremo le ultime 2 giornate, il 24 la prima maratona dell'accoglienza, che anche questo sarà un momento di contaminazione che vedrà tanti ragazzi africani partecipare a questa kermesse, e la sera il concerto dei folk a bestia. Poi chiuderemo alla grande l'ultima sera con la presentazione di un libro sulla Calabria che resiste di Umberto Ursetta e con il concerto degli Alma Megretta. A Mormano sul Pollino per il concerto dei Sud Sound System che hanno davvero infiammato la piazza, vediamo. I Sud Sound System hanno fatto ballare il popolo della città del faro votivo. Nando, Sud Sound System, da dove parte questo nome? Il nome nasce dall'amore e la dedicazione per la nostra terra, il fatto che comunque noi cantiamo in dialetto, chiamarsi Sud Sound System esprime un concetto molto importante, esprime un concetto di una terra che ha bisogno di riprendersi ciò che gli è stato tolto. Fabio Terron, Nando Popo e Don Rico stanno infiammando le piazze e le spiagge d'Italia e del mondo con il loro reg, considerato all'avanguardia del ragmuffin, avendo saputo conciliare la musica reg con le sonorità popolari e le ballate. La vostra musica comunque concilia la musica popolare, i balli salentini, la musica reg? Beh, noi siamo salentini e di conseguenza attraverso l'uso del dialetto già ci portiamo con noi quella sonorità, anche togliendo la musica davanti e facendo il ritornello, diciamo, a ballare, magari uno dei tanti, si può riscontrare quella assonanza, quella melodia prettamente salentina o del sud. A partire dalla famiglia, a partire dalle cose buone da mangiare, perché noi il sud ce lo portiamo con noi quando usciamo. Carusa, bella Carusa, bella Carusa, bella Carusa, bella Carusa, bella Carusa, bella Carusa, tutti insieme. In questo spettacolo il gruppo ha ripercorso 28 anni di storia con una scaletta ricca di colpi di scena e brani che hanno emozionato rivoluzionando la terra pugliese, che della musica ha in seguito fatto la sua punta di diamante insieme all'immensa cultura millenaria. Canzone numero 1. La 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 la. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ancora per oggi e domani sulla Calabria dominerà l'anticiclone alimentato da aria calda africana, quindi tempo stabile con caldo comunque nella media del periodo. Da segnalare solo per domani qualche debole disturbo instabile pomeridiano sulle zone montuose. Si tratterà comunque di fenomeni poco significativi e di breve durata. Domani cielo inizialmente sereno ovunque. Durante le ore centrali sulle zone montuose si formeranno nubi cumuliformi che provocheranno sulle aree più interne, in particolare Serre Vibonesi e Aspromonte, isolati rovesci e temporali che si esauriranno ben presto nel corso del pomeriggio stesso. Temperature stazionarie sempre su valori leggermente al di sopra delle medie del periodo. Domani mari ovunque quasi calmi o poco mossi, venti mediamente da nord-est deboli sul Tirreno, deboli di direzione variabile con prevalenza da sud durante le ore diurne, invece sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alle prossime edizioni.